la fame e la voglia di reagire per i padroni di casa che vogliono tornare alla vittoria, che manca da più di 2 mesi. Sfidano oggi la 7ª forza del campionato. Amici di BPTV, buona domenica, un saluto da Andrea Bigiogero, bentornati qui dal comunale Annibale Sacchi. Oggi va in scena Castanese Asti, gara valevole della 29ª giornata di questo girone A di Serie D. Andiamo a dare un'occhiata alle formazioni di quest'oggi. Castanese che si schiera col numero 1 Oliveto, col numero 2 Manfred, col numero 3 Della Vedova, col numero 4 Sette, col numero 5 Sorrentino, col numero 6 Becchi, col numero 7 Ndiaye, col numero 8 Battistello, col numero 9 Rancati, col numero 10 Arrigoni, col numero 11 Boccadamo. Risponde l'Asti con Brustolin tra i pali, Legal, Sumaro, Toma, Gomez, Cozzari, Venneri, Vergnano, Giacchino, Nobile, Azizi. Squadre in campo adesso con la Castanese con il completo nero-verde e l'Asti in completo bianco-rosso. La marca Vinto Flado. Dirige la gara oggi il signor Castelli Diego della sezione di Ascoli. All'andata, ricordiamo, finì 3-1 per la Castanese ad Asti con la doppietta di Ndiaye e il gol di Facchini. Oggi partita importante soprattutto per i padroni di casa. Andiamo a dare un'occhiata al momento delle due squadre. Castanese che ha bisogno di punti, che non ha trovato in questi 2 mesi 2023. Squadra in piena zona playout, a 6 punti dalla salvezza. 0 sono le vittorie nelle ultime 10 partite con solo 5 gol segnati, ma che oggi hanno una grande chance davanti ai propri tifosi contro un avversario molto ostico come l'Asti. Squadra reduce da ottimi risultati in questo inizio 2023 e soprattutto una classifica buonissima che vede la zona playoff distante solo di 5 punti. Adesso è tutto pronto qui al comunale Annibale Sacchi, con Castanese che attaccherà da sinistra a destra e Asti da destra a sinistra. Fischietto in bocca per l'arbitro. È iniziata primo pallone, buon divertimento con Castanese Asti con il primo pallone nero-verde. Pallone largo a cercare Battistello, anticipato. Subito Giacchino, vediamo quale sarà il tema della gara, come iniziano le due squadre e soprattutto come approccia la gara la Castanese, che ha più bisogno di punti oggi per provare a uscire e a respirare dalla zona playout. Qua ha messo giù intanto Arrigoni in modo regolare, prova a ripartire l'Asti, pallone allargato a cercare Giacchino, in vantaggio Manfred, recupera Ndiaye, perde il pallone sul pressing alto di Vergnano, ancora Vergnano, prova a scambiare con Sumaro, incespica e perde il pallone. Ndiaye recupera e Castanese che scala sulla sinistra. Della Vedova, può scendere il numero 3, corto lungo per Boccadamo, messo giù. Esce il primo calcio di punizione della gara, che sarà per la Castanese. Facciamo intanto un giro, sempre a guardare qualche statistica anche per gli ospiti. Asti con 43 punti, 7ª in classifica, squadra che ha segnato 30 gol in questo campionato, ne ha subiti solo 22 e oggi gioca contro la Castanese che di gol ne ha fatti 27 ma ne ha subiti però 40. Adesso calcio di punizione, è pronta la Castanese alla battuta. Fischia l'arbitro, eccolo il cross nel cuore della di rigore, messo fuori bene in anticipo da Gomez e adesso l'Asti può provare a ripartire in contropiede, prova ad allungare la falcata con una grande giocata, poi messo giù qua Gomez in maniera regolare, quindi si può giocare per l'arbitro e pallone a servire Ndiaye, in fuorigioco il numero 7, confusione 2, 6, 5 e 3 in questo inizio e subito primo calcio di punizione anche per l'Asti, che si schiera adesso pronto Venneri alla battuta, cambio campo a servire sempre Giacchino, controlla 1 contro 1 contro Manfred. Giacchino preso alto, Manfred poi con il tacco, che giocata per Venneri, pallone basso dentro, allontanato in 2 tempi e recuperato dalla Castanese. Ndiaye prova la giocata, va via ma viene chiuso, poi lotta sul pallone ancora Ndiaye, su Marola meglio
Toma prova a scambiare corto, ancora Zizi, fa girare e si riparte da Cozzari. Con calma adesso Lasti prova a costruire e a tessere la prima manovra di gioco della gara. Pallone lungo a cercare Gomez, anticipato da Sorrentino, poi prova ad avventurarsi sul pallone Boccadamo, copre bene Lasti e riparte dal suo capitano Silvio Brustolin, che va al rinvio, e pallone per la Castanese che può ripartire con Becchi. Con calma viene a scambiare dietro e preferisce ripartire poi da Oliveto. Prova a studiare lo scenario la Castanese, che adesso prova ad andare lungo, a servire la giocata di Roncati di testa. Pallone allontanato bene da Nobile, rimessa laterale per la Castanese. Sorrentino, Becchi, ecco il movimento di Ndiaye, pallone per lui. Prova il numero 7 a saltare, è in anticipo e lo chiude bene Venneri. Rimessa laterale per la Castanese, che prova a guadagnare metri. Pronto Manfrè alla battuta. Manfrè per Ndiaye, spalla la porta al numero 7. Prova una trama di gioco centrale chiuso in due tempi. Poi lotta Manfrè con Sumarò. Rimessa Asti, quindi può ripartire da Vergnano. Pallone dietro, rischioso, recuperato subito però da Azizi, che poi prova ad andare lungo a memoria in zona Gomez. La Castanese ha recuperato però il pallone e adesso con Della Vedova lo gioca. Boccadamo corto sulla corsia di sinistra, provano a salire i neroverdi. Roncati si stacca per ricevere, pressato alto, riparte da Rigoni. Con calma ancora la Castanese, prova a cercare spazi e pallone per 7, torna dietro. Becchi prova il pallone lungo per Ndiaye, qua contromovimento del numero 7 e pallone che finisce in rimessa al fondo per Lasti. Squadra che arriva a questa gara riduce da 7 risultati positivi nelle prime 10 gare di questo 2023 e che arriva dalla vittoria per 2-1 importante sul Pinerolo, con le reti di Cozzari e il solito capocannoniere Gomez Vargas con 6 gol. Il numero 11 comanda la classifica dei marcatori della sua squadra. Adesso prova Lasti a ripartire. Sumarò a memoria, prova a sventagliare sulla sinistra, difficile il pallone per Giacchino e la Castanese può ripartire. Corto 7 si abbassa per ricevere il pallone largo per Boccadamo, è in vantaggio Nobile, poi grande giocata di Azizi, ancora in mezzo a due uomini, ha spazio Lasti per ripartire, sgasa il numero 88, ancora lui, poi si appoggia corto per Gomez sul mancino, lo prova, murato il suo tiro, ma c'era stato anche un controllo con la mano secondo l'arbitro, ma subito prima azione personale del numero 88, ma può ripartire da Sorrentino la Castanese. Ancora traccia a cercare Ndiaye, lui il fattore della gara quest'oggi, qua recupera in due tempi il pallone, ma poi sulla seconda palla arriva Roncati. Roncati può puntare in uno contro Roncati, si è di finta di Roncati, va sul fondo Roncati, poi va il cross murato da Toma e c'è il primo giro della bandierina della gara per la Castanese quando siamo al 7° di gioco. È 0-0 qui al comunale Annibale Sacchi tra Castanese e Asti e c'è il primo calcio d'angolo per i padroni di casa. In 6 dentro per la Castanese, tutto pronto. Parte il cross, basso sul primo palo, passa il pallone! Col brivido qui ha rischiato Lasti sul cross di Della Vedova. C'è stato però un tocco di un giocatore ospite, quindi secondo corner consecutivo dall'altra parte per la Castanese. Qua brivido ed è pronto Manfrè dall'altra parte. Eccolo il cross in area di rigore, allontanato a Brustolin. Poi 7 prova a recuperare il pallone, prova anche una giocata ma perde il pallone. Adesso può ripartire Lasti a campo per provare ad andare via. Boccadamo bravissimo, qui fa carambolare il pallone addosso a Cozzari.
e riesce a evitare un possibile contropiede per la Castanese, che adesso riparte in un inizio gara in equilibrio in questi primi 9 minuti. Intanto è rimasto giù Roncati in uno scontro. Questo è il 7, ne è rosso, sì. Quindi si può riprendere il gioco. Con la rimessa laterale per la Castanese, pallone lungo a cercare Boccadamo, corto per Rancati, prova ad andare via il numero 9, prova a far passare il pallone, qua recupera Brustolin e prova subito a far ripartire l'aste. Adesso ha spazio sulla sinistra Giacchino, anticipato da Manfrè, poi prova a tenere in campo il pallone Battistello, ma rimessa laterale per gli ospiti, pronti con Vergnano alla battuta. Poco movimento, si muove anche Sumarò, pallone corto per Gomez, prova a girarsi il numero 11, tamponato bene e pallone ancora a cercare Rancati, qua tamponato in modo irregolare, qua commesso fallo Veneri, quindi punizione per la Castanese. Pronto Becchi alla battuta della Vedova, incontro sempre per Boccadamo che prova a sfilare a Nobile, che qua riesce a chiuderlo e poi riesce anche ad allontanare Sumarò in anticipo. L'intervento è sul pallone di Arrigoni, quindi si può giocare, e altra rimessa laterale per la Castanese che adesso prova a chiudere l'Asti nella sua metà campo. Pallone ancora per Rancati che lo gioca e prova a gestirlo, prova a passare in mezzo a Sumarò, gli barra la strada, quindi si riparte da Nobile, lungo ancora per Vargas, ancora Sorrentino in anticipo, poi Venere, adesso si lotta e pallone ancora per Vargas, riesce a farlo passare quindi Cozzari, pressato alto da 7 Cozzari, riparte da dietro e poi Azizi controlla il pallone, cambia a memoria sulla sinistra, in vantaggio Manfrè, chiude. E poi qua c'è anche il calcio di punizione, qua commette fallo Andrea Toma, duro il suo tackle su Battistello, punizione Castanese. Ricordiamo che il Castanese di 27 punti in questo campionato, 13 sono stati fatti qui al Comunale Annibale Sacchi contro i 14 fuori casa. Discorso invece inverso per l'Asti, che dei suoi 43 punti in questa stagione 27 sono stati fatti in casa per la squadra ospite e solo 16 fuori casa. Adesso punizione con il rinvio lungo di Becchi a cercare Boccadamo, copre Nobile e può ripartire con la rimessa laterale, sempre incontro a Zizi, anche Cozzari si muove, pallone per Sumarò, anticipato da Arrigoni, poi sulla seconda palla allontana ancora Sumarò, prova a lottare, Venere allontana, Sumarò trova il pallone, adesso si può distendere l'Asti, perde il pallone Sumarò, poi doppio rimpallo, adesso confusione in mezzo al campo e arriva Manfrè che recupera, altro errore, poi qui il primo fallo e scatta anche la prima ammonizione della gara per il numero 2 della Castanese. Qua rimane giù giocatore ospite, qua fallo duro, questa potrebbe essere una munizione che pesa nello scorrere della gara. Intanto si rialza Legal, e si può riprendere. Pronto Veneri al calcio piazzato. Pallone in area di rigore a cercare la spizzata di Sumarò che qua salta.
ma si allaccia con Sorrentino. Quindi altro calcio di punizione quando siamo al 13°, sempre 0-0. E Oliveto pronto al rinvio. Pallone lungo a cercare la spizzata di Ndiaye, riesce a far passare il pallone per Rancati. Legal è in vantaggio, poi con calma e anche con qualità allontana. Pallone lungo per Vargas, anticipato in mezzo al campo alla meglio Lasti, che può provare a ripartire con Vergnano. Corto per Gomez, qua il rimpallo favorisce Battistello, il numero 8 della Castanese. Tanto ancora qualche problemino per il numero 5 dell'Asti, Legal, che ha subito un'altra botta, ma si può riprendere. Rancati qua servito, spara alla porta, prova a lottare, pallone che filtra e viene allontanato bene da Toma. Sorrentino prova il capitano a far ripartire i suoi, Della Vedova lungo a cercare Boccadamo. Era una buona giocata questa della Castanese, chiude bene Nobile, rimessa laterale. Ndiaye adesso si è spostato, il numero 7 sulla sinistra, prova la Castanese ad andare via, ancora Nobile, legge bene il gioco e chiude. Sumaro ancora largo a cercare il solito Giacchino, anticipato bene da Manfred, poi pallone che rimane lì in mezzo al campo, prova a allontanarlo in due tempi Lasti, ma il pallone che finisce ancora tra i piedi della Vedova, che riparte da Sorrentino. Castanese adesso che ha il controllo della gara e prova a costruire, pallone lungo a cercare Rancati, in anticipo Legal chiude. Boccadamo adesso si è spostato con Ndiaye e hanno cambiato fascia. Manfred può andare via il numero 2, prova ad allungarsi il pallone, qua giocata difficile su Vergnano del numero 2, quindi rimessa dal fondo per Lasti che può ripartire. Pronto Brustolin ad andare lungo, pallone a cercare la spizzata sempre di Gomez, anticipato, poi Veneri al rinvio. Boccadamo, Battistello sventaglia e trova Ndiaye, prova ad andare via il numero 7, buona palla dentro per 7, prova ad andare via a Veneri, bravissimo, il numero 23 lo chiude e poi strappa anche il calcio di punizione. Per Lasti. Pallone affidato ancora al numero 1 Brustolin, che andrà al rinvio lungo. Lotta Gomez con Sorrentino, qua ha messo giù ma c'è il fallo fischiato dall'arbitro. Buona giocata di Gomez che guadagna il calcio di punizione. Prova adesso ad affacciarsi Lasti e a costruire. Veneri, sventagliata, ancora difficile da cercare il solito Giacchino, impresa facile per Oliveto, che preferisce giocare corto e ripartire da Becchi. Sempre solita giocata larga a cercare questa volta Boccadamo, anticipato ancora da Vergnano, poi lungo Toma a cercare Gomez, solita confusione in mezzo al campo e Legal con calma preferisce ripartire da Brustolin, che qua cicca clamorosamente il rinvio. Ndiaye può attaccare la Castanese, pallone corto a cercare 7, ancora Ndiaye può puntare uno contro uno Nobile. Ndiaye va sul destro, poi il cross basso allontanato da Toma, qua rischiato però Brustolin, ma siamo già dall'altra parte con Sumaro. Largo ancora a cercare Giacchino sulla seconda palla, Lasti può provare a rimanere lì, qua c'è il controllo però di Gomez con la mano, secondo l'arbitro
e punizione castanese. Momento delicato della gara quando siamo al 18esimo, sempre 0-0. Ndiaye prova a entrare dentro il campo, va via il numero 7, poi vuole il fischio dell'arbitro che non c'è. Cozzari con calma il numero 21 prova a amministrare e delega sulla destra Nobile che ha spazio per scendere. Ancora pallone per Cozzari, si muove Azizi, Nobile, sempre Cozzari, sempre nello stretto il numero 21. Azizi ha spazio per impostare, prova ad andare dentro ancora da Gomez, pallone messo fuori in due tempi, poi controllato bene da 7 che serve Ndiaye, che qua prova una giocata troppo complicata per Della Vedova. Rimessa laterale per Lasti che riparte da Veneri e Thomas, sempre orizzontale, pallone per Legal. Vergnano preferisce tornare ancora da Legal, si muove tra le linee Cozzari che vuole il pallone ma preferisce giocare sempre orizzontale Lasti e provare a ripartire. Sumaro prova a entrare dentro il campo, il rimpallo e pallone ancora per Vergnano. Giacchino di prima, Cozzari qua ha messo giù un uomo da Giacchino ma si può giocare, può andare via il numero 27, c'è la chiusura in anticipo bene di Sorrentino, poi recupera bene Manfred che prova a non perdere il pallone, lo affida a Oliveto che va in rinvio lungo. Sta provando anche Lasti con calma a portare su uomini, a creare densità nella metà campo avversaria. Rimessa laterale adesso ancora per la Castanese, pronta con Manfred la battuta. Lungo a cercare Boccadamo, sempre marcatura stretta quella di Vergnano che non ha concesso niente finora su quella fascia. E adesso è pronto anche la rimessa laterale, sempre Gomez in contro, bravissimo qui back in pressing, gli ruba il pallone e guadagna anche un buon calcio di punizione per la Castanese. Arrigoni 7, Sorrentino, scambiano adesso il 5 e il 6 della Castanese. Ancora pallone per il capitano, verticale a cercare Ndiaye in vantaggio, Nobile che chiude, poi Ndiaye torna sul pallone ed è molto bravo perché riesce anche a strappare il fallo. Corsie offensive che sono un fattore per la Castanese in questa partita. Continuano a scambiarsi di fascia Boccadamo e Ndiaye, tanto punizione da ribattere. Arrigoni cerca spazi, cerca ancora Ndiaye, rimpallo e pallone perso poi da 7. Sumaro può allungare la falcata adesso, gioca un pallone orizzontale per Cozzari, l'ha già recuperato però ancora la Castanese che con calma prova ancora a fare un giro da dietro. Sempre Arrigoni si abbassa per provare a costruire. Sorrentino lungo, Veneri gli restituisce ancora il pallone ad Arrigoni. Partita bloccata finora quando siamo al 22esimo. Boccadamo viene incontro il numero 11, prova la giocata in mezzo a due uomini. Arrigoni nello stretto adesso la Castanese che intanto aumenta metri. Della Vedova va via bene a Ndiaye, poi trova anche un'ottima traccia dentro per 7, prova ad andare via il numero 4, pallone basso dentro, allontanato da Veneri. Arrigoni riempie l'area di rigore la Castanese. Sorrentino ancora lungo a cercare Della Vedova che riesce a crossare, pallone che non è stato deviato però da nessun giocatore, quindi rinvio dal fondo per Lasti che chiude bene tutti gli spazi di finora in questi primi 22 minuti di gioco. E partita sempre chiusa sullo 0-0 con
poche emozioni finora. Lungo rinvio di Brustolini a cercare Sumaro in vantaggio della vedova, che gli restituisce il pallone e prova a ripartire la squadra biancorossa. Legal, Cozzari incontro, sempre Vergnano riceve, Toma tutto di prima, adesso esce bene Lasti, prova ad andare via il numero 8, tamponato in modo irregolare secondo l'arbitro da Manfrè, e adesso c'è un buon calcio di punizione per Lasti. Con Cozzari sul pallone e 6 uomini in area di rigore, calci piazzati che saranno importanti in questa gara. 2 in barriera per Oliveto ed è pronto Cozzari. Chiama lo schema, eccolo il cross sul secondo palo, allontanato da Boccadamo, che ha subito anche fallo dal numero 23 Andrea Venneri. Quindi può ripartire la Castanese dal suo numero 1, che andrà a rinvio lungo. Pallone lungo a cercare Rancati, qua spinto in modo irregolare da Legal, e altro calcio di punizione guadagnato dal numero 9. Pronto sempre Arrigoni sul pallone, Sorrentino, Becchi sempre orizzontale, il possesso palla della Castanese alla ricerca di spazi. Adesso il pallone lungo a cercare l'inserimento di Battistello, che non riesce però a controllare il pallone, quindi si riparte da Legal. Vergnano, qua sbaglia la misura del passaggio per Cozzari. Tanti errori in questa prima metà di primo tempo, 0-0 tra Castanese e Asti qui al Comunale Annibale Sacchi. Una partita chiusa, bloccata finora. Può ripartire da dietro Venneri, Cozzari, Nobile, lungo a cercare Sumaro sulla seconda palla, arriva Toma, che però perde il pallone. Azizi, mezzo al campo, ancora Toma, il cervello del centrocampo qua, perde il rimpallo con Battistello, poi Ndiaye, chiuso in anticipo da Nobile, e altra rimessa laterale per la Castanese. Pallone a cercare Ndiaye, prova a lottare il numero 7, poi qui entra anche in malo modo e si prende anche il cartellino giallo, quindi seconda ammonizione della gara per il numero 7, Lamin Ndiaye. E punizione per Lasti. Pronto Venneri sul pallone. Pallone corto per Sumaro. Ma bisogna ribattere perché l'arbitro non aveva ancora fischiato il calcio di punizione. Adesso si può giocare e si riprende. Cozzari viene incontro di prima, prova ad andare sulla destra. Toma, spazi stretti, qua lotta tra i due numeri 8
Tome Battistello, è rimessa laterale per l'Asti, sempre pallone per il numero 21 Cozzari, studia lo scenario Cozzari, va dentro a cercare la girata di Vargas che chiede il fallo di mano che c'è per il direttore di gara e quindi c'è il calcio di rigore per l'Asti quando siamo al 28esimo di questo primo tempo. Qui il cross di Cozzari, la girata di testa di Vargas, c'è il fallo di mano secondo l'arbitro e adesso occasione per l'Asti per sbloccare questa gara dagli 11 metri. Qui tra le proteste del capitano Sorrentino, ma il rigore è confermato ed è pronto. Vargas contro Oliveto. Gomez. Pronto Gomez contro Oliveto. Momento chiave per sbloccare la gara per gli ospiti. Tutto pronto per il penalty. Fischia l'arbitro. Gomez calcia col sinistro e sblocca la gara al 30esimo alla mezz'ora. Passa l'Asti in vantaggio con il suo gol del numero 11 che fa 7 in questo campionato. Freddissimo dal dischetto. Gomez, Walker Victor porta avanti l'Asti in una partita difficile in questa prima mezz'ora. Trova però un altro gol importante in questo campionato. Adesso gara che si è sbloccata. Vediamo la reazione della Castanese che stava giocando una buona partita. Ma è andato adesso in vantaggio l'Asti. Adesso si può riprendere, si riparte da Sorrentino. Quindicesimo gol segnato nei primi tempi per la squadra ospite, che ha trovato un gol importante per sbloccare una gara chiusa e complicata. Adesso prova sull'onda dell'entusiasmo anche ad attaccare. Giacchino prova a entrare dentro il campo il numero 27 con calma, rigira da Legal. Venneri lungo a cercare Gomez, recuperato il pallone da Battistello, poi Ndiaye non riesce a controllarlo e rimessa laterale. Invio lungo di Venneri a cercare Gomez, si lotta in mezzo al campo, pallone che finisce sulla destra e riesce a tenerlo in campo molto bene 7. Manfrè, Arrigoni prova a pressare alto adesso l'Asti per recuperare il pallone. Invio lungo di Vecchia a cercare Boccadamo, è in vantaggio Legal che però non riesce a allontanare il pallone. Ottimo il controllo qua di Rancati, messo giù. Altro buon calcio di punizione guadagnato dall'attaccante della Castanese. Vuole reagire subito la squadra di mister Michele Ferri. Adesso è pronto Arrigoni alla battuta. Tiene alta la linea l'Asti. Arrigoni, eccolo il suo cross sul secondo palo allontanato bene dall'Asti, che adesso ha spazio anche per ripartire con Azizi. 2 contro 2 Azizi, non riesce a far passare il pallone provvidenziale, la chiusura di Manfrè, poi seconda palla ancora Azizi. Si allarga sulla destra. Sumauro, Cozzari, attenzione al numero 21 che qua non trova, però Azizi, qua la Castanese ha chiuso bene un potenziale contropiede dell'Asti.
Legal. Ancora a cercare Sumoro, in vantaggio della vedova sul rimpallo Arrigoni. Chiama il pallone Boccadamo, Arrigoni prova a mandarlo lungo. Legal chiude, ma ancora possesso Castanese. Becchi, Arrigoni, sempre il faro della squadra qua, rischia Sorrentino. Ndiaye, Battistello prova a servire il movimento di Rancati, ha chiuso benissimo Nobile e poi perfeziona Toma al rinvio lungo. Ancora possesso per la Castanese quando siamo al 35esimo. È in vantaggio Lasti per 1-0 con il rigore di Gomez. Arrigoni, Battistello, a spazio il numero 8, prova a mandare in Ndiaye, era buona la palla di Battistello, ancora però Legal chiude e allontana. Oliveto, possesso palla a favore della Castanese, che però non riesce a trovare il pertugio per fare male all'Asti, che finora non ha rischiato più di tanto. Adesso neroverdi che provano a salire, contromovimento di Boccadamo, sul rimpallo il solito Vergnano, gli scippa il pallone. Giacchino può puntare il numero 27, preferisce entrare dentro il campo e andare orizzontale da Nobile. Largo sulla destra, Sumarò riceve il pallone, contromovimento e il pallone ancora per Toma. Prova a puntare Sorrentino, gli rimane giù il numero 8, si può giocare per l'arbitro. Rimessa laterale per la Castanese quando è rimasto giù però il numero 8. Adesso si rialza. Si può riprendere dalla rimessa laterale affidata a Della Vedova. Ndiaye prova, ma viene chiuso in anticipo dal solito Legal, che vince tutti i duelli fisici. Poi prova a servire ancora Giacchino, pallone chiuso e Battistello può già ripartire. 7, Battistello vuole il pallone servito, a spazio la Castanese. Battistello va al cross, secondo palo, Boccadamo di testa, riesce Nobile ad allontanare in due tempi. Arrigoni prova col mancino, pallone sul fondo, ma buona occasione, forse la prima grande trama di gioco costruita dalla Castanese. Il cross di Battistello per il colpo di testa di Boccadamo, è riuscita ad allontanare però bene Lasti. E adesso può ripartire col suo capitano al rinvio lungo, lui qui da 7 anni ad Asti, una bandiera di questa squadra. Vargas prova a mandare Cozzari, Becchi recupera. Arrigoni, ancora il numero 10, riparte sul pressing isolato di Cozzari da Oliveto. Toma lotta con Rancati, non ha fretta Brustolin, adesso fa respirare i suoi quando siamo a 10 minuti dalla fine di questo primo tempo, con poche emozioni, ma con il rigore trasformato da Gomez per Lasti, che tiene il vantaggio. Ancora Gomez, Giacchino, ottima giocata, ha spazio, Giacchino, poi prova anche il destro. Era da un po' di minuti che provava a scaldare il destro Gabriele Giacchino. Pallone sul fondo, ma sempre propositivo il classe 2003. Adesso rimessa laterale per la Castanese. Si muove 7 che vuole il pallone, ma Manfreva lungo da Ndiaye, manca ancora il controllo Ndiaye e Veneri non rischia, allontana.
Boccadamo, ottimo il controllo. Veneri però intuisce la giocata e chiude. Adesso prova anche a servire Gomez. Toma, Sumaro, ottima giocata ancora di Sumaro che serve Toma sulla destra. Ha spazio Lasti, pallone basso sul primo palo a cercare Giacchino. Attento Manfred in due tempi che chiude, ma pallone ancora che rimane in zona offensiva per Lasti. Adesso vuole proseguire sulla scia del gol e del vantaggio. Sumaro, sempre spalle alla porta, Nobile, pallone dentro in area di rigore, passa perché non trova nessuna maglia biancorossa e può ripartire la Castanese che ha spazio. 7, sempre orizzontale, Arrigoni, di suola Arrigoni, bravissimo a liberarsi da Toma. Boccadamo, rimpallo e rimessa laterale. Arrigoni, affetta la Castanese. 7, Becchi e ancora Arrigoni, continui scambi nero-verdi. Boccadamo tra le linee, prova ad andare via, grande giocata, entra in area di rigore, pallone basso per Diaye che calcia! 1-1, eccolo il guizzo che si aspettava per pareggiare la gara. Trova il gol Ndiaye sulla grandissima giocata però del numero 11 Stefano Boccadamo. Adesso viene a esultare davanti ai suoi tifosi e firma il suo quinto gol in questo campionato, il classe 98. Qui azione ripetuta, continui scambi di passaggi della Castanese, poi il pallone verticale a cercare Boccadamo che ha seminato il panico in area di rigore e poi ha servito l'assist a Ndiaye che da 2 passi non sbaglia e pareggia la gara. Adesso equilibrio qui tra le due squadre quando siamo al 40esimo, a 5 minuti dalla fine di questo primo tempo. Ha pareggiato la Castanese 1-1 con il gol di Ndiaye. Cozzari, Veneri, Azizi per Sumaro, buona giocata di prima dell'Asti che da destra a sinistra fa salire Vergnano. Ha spazio il 26, Giacchino, può puntare Manfred, Giacchino, doppia finita di Giacchino, rientra ancora sul destro, poi ancora sul sinistro, lo chiude bene il numero 2 che poi guadagna anche il calcio di punizione. Ma stavamo dicendo è riuscita la Castanese a sfruttare la prima vera costruzione veloce con scambi di passaggi continui e poi ha trovato la giocata personale del suo numero 11 che ha innescato Ndiaye che ha pareggiato la gara. Rancati lotta ancora con Legal, sempre Gomez a fare da sponda. Adesso confusione e si lotta in mezzo al campo. Cozzari, Vergnano, qua rischia di perdere il pallone che viene poi subito però recuperato ancora da Becchi. Aggira benissimo Gomez e poi qui arriva anche il secondo cartellino giallo per Lasti. Qua intervento duro di Giacchino. Monito il numero 27. Sul numero 6 che rimane giù. Calcio di punizione per la Castanese quando siamo a 3 minuti dalla fine di questo primo tempo. Vediamo quanto recupero ci sarà in questo primo tempo. Prova a distendersi Lasti. Giacchino, uno dei più in palla dei suoi in questi primi 45 minuti. Libera Cozzari. Cozzari in area di rigore. Giacchino, la sposta sul destro. Ancora Giacchino. Poi viene chiuso da Arrigoni
Qua salvataggio provvidenziale. Di Arrigoni stava caricando. Giacchino. Qua ottima azione dell'Asti, sempre con i suoi due giocatori con più qualità. Adesso rimane ancora giù anche il numero 10, quindi continue interruzioni e il recupero che sarà inevitabilmente allungato. Quando intanto vi ricordiamo di lasciare un bel like per supportare BPTV, che ogni weekend è con voi sui campi per trasmettervi in diretta tutte le partite del nostro palinsesto. Inoltre, cosa ancora più importante, iscrivetevi al nostro canale YouTube se ancora non l'avete fatto. Attivando la campanella potrete ricevere le notifiche per accedere ai nostri contenuti, soprattutto il post partita con le immediate interviste agli allenatori, e a partire poi da domani subito anche gli highlights delle gare. Si può riprendere quando siamo al 45esimo adesso. Recupero inevitabilmente lungo in questo primo tempo, con Oliveto pronto al rinvio. Pallone ancora a cercare Brancati. Può rientrare intanto in campo Arrigoni. E rimessa laterale per l'Asti. Vergnano va a cozzare qua. Vergnano sbaglia la battuta. Intanto c'è un solo minuto di recupero, quindi 60 secondi alla fine di questo primo tempo. E rimessa laterale per la Castanese, che vuole chiudere in attacco. Boccadamo, pallone in area di rigore, a cercare un compagno. Ndiaye rimane lì, prova a girarsi, chiuso in due tempi. Azizi allontana, vuole chiudere in forza in finale la Castanese. Pallone che finisce però rimessa laterale per l'Asti, in uno degli ultimi palloni di questo primo tempo. Rinvio lungo a cercare il solito Gomez. Qua prova la giocata, volevano anche il fallo. A pallone allontanato si ritorna da Oliveto, che va al rinvio lungo. Venneri, qua il pallone è passato, attenzione alla velocità di Boccadamo, in vantaggio Venneri, che qua rischia, riesce a coprire bene, poi rimane giù in area di rigore Boccadamo. L'arbitro non vede niente e dalla rimessa laterale, ma fischia il direttore di gara. Finisce qui il primo tempo 1-1 tra Castanese e Asti. Noi ci vediamo qui tra 15 minuti per raccontarvi le emozioni di questo secondo tempo. A tra poco.
Rientrano in campo le squadre qui al Comunale Annibale Sacchi, 1-1. E il risultato che è stato sancito nel primo tempo ha sbloccato la gara Lasti su calcio di rigore al 30° con il settimo gol, scusate, in campionato di Gomez, e ha pareggiato poi in chiusura di primo tempo Ndiaye con il suo quinto gol in campionato. Una partita dura, tattica, con poche occasioni da gol, però il risultato sull'1-1 nelle uniche due occasioni pericolose della gara. Partita che, come abbiamo detto in apertura, è importantissima soprattutto per la Castanese, che ha bisogno di punti, e per l'Asti invece che vuole continuare a cavalcare il sogno dei playoff, distante solo 5 punti in questo campionato. Squadre che non hanno effettuato cambi, si dovrebbe ripartire dagli stessi 22. Adesso è tutto pronto, con Elastica attacca da sinistra a destra, la Castanese destra a sinistra, primo pallone che sarà affidato agli ospiti. Vediamo questo secondo tempo, soprattutto cosa e come le due squadre approcceranno questi ultimi 45 minuti. Si riparte con il primo pallone per l'Asti, inizia il secondo tempo tra Castanese e Asti, rimessa laterale subito per la Castanese. Pallone lungo a cercare Ndiaye, anticipato, Arrigoni sempre con la sua qualità riesce a sradicare il pallone e a nasconderlo agli avversari. Della Vedova, Arrigoni, qua lotta Venneri, bravissimo, poi con fisicità riesce anche ad andare via, allontana il capitano, sempre confusione in mezzo al campo e pallone nero-verde. Battistello prova a mandare sulla verticale il movimento di Della Vedova, chiude Nobile e rimessa laterale. Boccadamo prova a autolanciarsi sul pallone, ci arriva però Cozzari, che ha parlato anche in un'intervista prima della gara qualche giorno fa, dove ha dichiarato il suo obiettivo, il suo sogno di raggiungere ancora categorie più importanti. Lui che è arrivato dal Mantova in prestito in questa sessione di mercato. Adesso possesso palla per la Castanese, che prova a ripartire sul pressing di Cozzari. Sorrentino allontana, Sumaro recupera, poi prova a distribuire ancora Cozzari. Nobile ha tamponato in modo regolare da Boccadamo e poi coperta la rimessa laterale da parte della Vedova, che riparte con calma da Sorrentino. Pallone lungo sempre per Rancati, che non viene mai servito sui piedi, è difficile anche questa palla, recuperata poi dal solito Giacchino. Prova adesso a Zizi in mezzo a due uomini, chiuso bene da Becchi, in rimessa laterale prova a rimanere lì l'Asti. Cozzari sempre incontro, prova con le sue finte a disorientare Becchi e altra rimessa laterale. Pallone corto, dentro allontanato sul primo pallone, poi Nobile prova a girarlo, qua in presa facile Oliveto recupera
e fa ripartire Battistello che si abbassa a ricevere. Ha spazio il numero 8. Poi bravo qua a entrare dentro il campo e a isolarsi da due uomini. Rancati, controlla, prova il destro! Sul palo! Incredibile, poi Ndiaye prova a liberarsi in mezzo a Veneri, ma incredibile! Qua l'occasione da gol per la Castanese. Qua da fuori aria il destro fantastico di Rancati, si stampa sul palo. Brivido per l'Asti, ancora però una giocata personale di uno dei 22 in campo a sparagliare le carte della gara. Arrigoni protegge la rimessa laterale. Pallone a cercare ancora Ndiaye in anticipo, lega le recupera, poi si autolancia nella metacampo avversaria. Gomez, rimpallo e pallone per Giacchino. Giacchino prova a puntare Manfred che lo chiude. Bravissimo ancora il numero 2 in copertura. Quando siamo al quinto minuto di questo secondo tempo, la Castanese è rientrata in campo subito con il palo clamoroso colpito da Rancati con la conclusione della distanza. Prova a reagire adesso anche l'Asti. Pallone perso da Toma. Boccadamo può aumentare il passo, tamponato in modo regolare da Nobile. Ancora fantastica chiusura il numero 32 che è onnipresente in tutti i duelli. Cliente difficile oggi è per Nobile Boccadamo. Della Vedova. Battistello anticipato da Ndiaye. Adesso Cozzari prova a difendere il pallone. Grandissima giocata di Cozzari su Marò. Prova a entrare in area di rigore. Pallone basso sul secondo palo. Controllato in mezzo a due uomini. Prova anche poi a girarsi. Anticipato. Qui Toma. Legal. Adesso si lotta. Squadre giallughe. Boccadamo può ripartire. Prova a mandare Ndiaye. Grande palla per lui. Ndiaye prova a andare via. Messo giù Ndiaye. Non c'è niente per l'arbitro. Si può giocare. Qua forse è scivolato il numero 7, ma partita subito frizzante in questo avvio di secondo tempo, con giocate individuali di livello. Prima quella di Rancati, poi il colpo di tacco di Cozzari che ha liberato poi l'azione offensiva dell'Asti. Ancora Manfred recupera, poi si allunga il pallone su Marò, sempre in mezzo al campo da Cozzari. Squadre che vogliono tutte e due vincere questa gara. Giacchino 1-2. Ancora palladito per Cozzari. Cozzari al limite, prova al destro deviato però da un suo compagno che è Gomez, che era anche in fuorigioco, e quindi calcio di punizione per la Castanese. Che adesso può ripartire dal suo numero 1 Oliveto. Pallone lungo a cercare la spizzata di Ndiaye. Roncati lotta con Legal e guadagna la rimessa laterale. Ancora Rancati, prova il numero 9 a andare via. E azioni personali, messo giù. Intervento sul pallone secondo il direttore di gara. E quindi si gioca. Becchi in anticipo su Marò, sempre a vincere ogni duello in mezzo al campo. Poi c'era anche il fallo su Toma, fischiato dall'arbitro. Quindi punizione per l'Asti, che riparte dal suo numero 23 Veneri. Su Marò incontro, qua messo giù da Arrigoni, qua rischia anche il cartellino. Duro il tackle del numero 10. Quindi altra punizione, Nobile prova ad andare lungo
a cercare Gomez. Becchi, Manfred, ancora il numero 2. Pallone per Ndiaye che può puntare, rientra sul mancino, poi prova a servire Rancati, pallone qua anche deviato, sfortunata la Castanese che però recupera subito il pallone con 7. Ottima partita finora del numero 4, presente in tutte e due le fasi. Ancora lui, qua sbaglia l'appoggio, rimessa laterale affidata a Vergnano. Sumaro, sempre il numero 6 in mezzo al campo, prova a girarsi e trova una buona palla per Cozzari. Cozzari, pressato alto della Vedova, Nobile riesce ad andare via, ancora Nobile. Cozzari, si riempie l'area di rigore, ma Cozzari preferisce rifiatare e ripartire da dietro. Legal, Vergnano, Azizi, scambi ripetuti ora dell'Asti, pallone dentro a cercare Gomez, allontanato bene da Sorrentino. Ancora Toma sulla seconda palla, ancora Asti che adesso prende fiducia e prova a chiudere la Castanese nella sua metà campo. 10 minuti di questo secondo tempo, sempre 1-1. Venneri cambia a servire Giacchino, solito controllo del numero 27, prova a puntare, serie di finte. Giacchino, grande giocata, entra dentro il campo, poi prova una palla orizzontale, poi Venneri da lontano prova il tiro! Dai 30 metri ha provato a scaricare la bomba Andrea Venneri, mette in calcio d'angolo Oliveto. Altra pro chance al 55esimo per l'Asti, adesso è pronto con Cozzari dalla bandierina. Eccolo il cross in area di rigore, rimpallo, pallone che rimane lì e riesce in due tempi Oliveto a raccoglierlo e a far ripartire i suoi. Della Vedova, sempre spazio sulla corsia di sinistra per la Castanese, qua Della Vedova con calma preferisce tornare dal capitano. Arrigoni, altro giro dietro, continua la Castanese a provare a cercare sbocchi sulle fasce. Rancati, adesso giù da Legal e altro calcio di punizione. Pronto Becchi, si muove Battistello, pallone a cercare lui, salta il numero 8 Della Vedova, rimane lì sul fondo. Boccadamo, ha spazio il numero 11 Boccadamo, attenzione, prova anche il destro a giro, qua ha chiesto troppo, in poco spazio Stefano Boccadamo. Pallone sul fondo, ma secondo tempo iniziato con già più occasioni del primo, una partita molto tattica nei primi 45 minuti. In questo secondo tempo abbiamo già visto qualche occasione e qualche grande giocata di giocatori importanti. Sumaro si è buttato nello spazio, arriva Gomez, chi gliela gioca? Sumaro studia lo scenario, Cozzari, Gomez provano a scambiare adesso i biancorossi, ancora Cozzari, 1-2 con Vergnano che non riesce a controllare il pallone, poi Sumaro commette fallo sull'intervento di Boccadamo e quindi Castanese che può ripartire ancora dal basso. Pronto Oliveto al rinvio lungo, salta Battistello, pallone che finisce rimessa laterale.
Nobile. Gomez è tamponato in modo regolare. Battistello in mezzo a due, grande giocata di suola del numero 8. Boccadamo. Ndiaye riesce a far passare il pallone per Rancati che allarga benissimo per 7. Prova ad andare via. Chiuso benissimo ancora una volta da Vergnano. E Asti che riparte. Cozzari, squadre un po' più lunghe. D'esterno per Sumaro tra le linee. Sumaro prova a cercare sfogo sulla destra. Nobile. Cozzari prepara il pallone. Eccolo in area di rigore. Non riesce ad arrivare sul pallone Venneri. C'è anche il primo cambio della gara. Esce con il numero 11 Boccadamo. Grande gara la sua, con l'assist del gol di Ndiaye, ed entra col numero 20 Nicolò Milani. Numero 11 Boccadamo per il numero 20 Milani. Dentro il suo posto Nicolò Milani, già un gol in questo campionato, attaccante classe 2001, ha segnato 21 gol in 2 anni di eccellenza, 16 lo scorso e 5 la stagione 2020-2021. Adesso forze fresche, il primo cambio della gara operato da mister Michele Ferri. Rancati, ancora il numero 9, sempre con il pallone incollato ai piedi. Battistello non rischia e riparte da Becchi che qua liscia il controllo ma può comunque raggiungere il pallone. Ndiaye lo controlla, prova a servire 7 che lotta in mezzo a 2 uomini. Pallone ancora nero-verde. Ndiaye prova a mandare subito dentro Milani, esce però benissimo Brustolin che qua in anticipo prevede la giocata e fa ripartire i suoi. Sempre Cozzari, il faro del centrocampo dell'Asti, passano da lui tutti i palloni. Azizi prova ad andare via, ci riesce, entra di rigore. Azizi sul destro, lo prova! Pallone fuori, non è riuscito a coordinarsi bene per andare al tiro. Altra buona chance anche per Azizi, ricordiamolo, lui il classe 2004, il talento dell'Asti, è arrivato quest'anno, già 2 gol in campionato, un talento prodotto dal settore giovanile del Torino. Non solo lui, anche Mattia Lamarca, quest'oggi in panchina. Talenti e giovani molto promettenti in campo quest'oggi. Rancati, ancora tamponato qua in modo regolare secondo l'arbitro. Legal prova ad allargare un pallone difficile per Giacchino, non riesce a controllarlo, quindi rimessa per la Castanese quando siamo all'ora di gioco. 1-1 qui al Sacchi tra Castanese e Asti. Perde un brutto pallone adesso Arrigoni. Cozzari in mezzo a 2 uomini riesce a tenere il pallone incollato ai piedi. Adesso prova poi d'esterno ad andare dentro, ha recuperato il pallone 7 Arrigoni, ancora per 7 Legal, sempre in anticipo il numero 5 Diga della difesa. Giacchino, Cozzari che gioca ovunque nella metacampo della Castanese, chiama il movimento e poi gioca un ottimo pallone largo sulla sinistra. Vergnano si appoggia dietro, Toma, pallone basso allontanato. Cozzari al limite, prova al destro, allontanato in 2 tempi, poi manca qui la volée della vedova e quindi c'è il calcio d'angolo per l'Asti che prova sempre con il palleggio ripetuto a cercare spazi. E adesso può andare dalla bandierina, pronto Cozzari, pallone dentro in area di rigore, allontana bene Rancati, è finito giù Legal ma si continua a giocare. Cozzari può riproporre il cross, eccolo sul secondo palo. Giacchino controlla e può puntare 7. Giacchino
Abbassa testa e lo punta, poi va dentro, sul secondo palo! Non trova la spizzata Venneri. A centimetri però. Lasti dal gol del vantaggio. Era rimasto in zona offensiva il centrale, il numero 23. Non è arrivato per centimetri sul pallone. E si riparte dal rinvio di Oliveto. Azizi salta in vantaggio. Gomez sempre spalla alla porta a lavorare dal raccordo con i compagni. Giacchino lotta con Diaye, Vergnano allontana e in due tempi riesce a mettere fuori il capitano sorrentino. Qua ha messo giù in modo irregolare Gomez e scatta un altro cartellino giallo, ammonito il numero 10 Matteo Arrigoni. Qua è entrato duro. Su Gomez, adesso chance da calcio piazzato per Lasti. Pronto Cozzari sul pallone. Può andare Cozzari, eccolo il pallone. Che finisce però docile tra le braccia di Oliveto, che ha fretta di ripartire. Qua non è riuscito Lasti a sfruttare bene questo calcio di punizione. Diaye si allunga il pallone e in due tempi riesce a vincere il primo rimpallo, poi lotta con Cozzari, allontana Zizi. Gomez in mezzo a due uomini prova a controllare il pallone che viene deviato però da Becchi, quindi altro corner per Lasti. Qui occasione ancora dalla bandierina, il terzo corner per gli ospiti. Chiama ancora lo schema Cozzari, sempre lui sul pallone, pallone basso, il primo palo deviato! E trova il gol del vantaggio Lasti con il gol di Gomez, ancora lui. E al 21esimo passa per 2-1 la squadra ospite, che era da minuti che stava provando a chiudere Lila Castanese, e il solito Gomez timbra la sua doppietta e fa 8 gol in questo campionato. Qui palle native decisive come al primo tempo, il cross di Cozzari e la girata di testa di Gomez sul primo palo, il fiuto del gol del Bomber porta avanti Lasti. E adesso è pronto anche un cambio, anzi due cambi, esce col numero 4-7 dentro al suo posto con col numero 14 Lomolino. Numero 4-7 per il numero 15 Grieco. E poi entra col numero 15 Grieco ed esce al suo posto Arrigoni, il numero 10. Adesso altri due cambi per la Castanese, che è in svantaggio in casa per 2-1 contro Lasti, che adesso continua ad attaccare, vuole chiudere la gara quando siamo al 22esimo di questo secondo tempo. Ed è pronto anche un altro cambio per Lasti, esce col numero 27 Gabriele Giacchino ed entra al suo posto col numero 47 Mattia Lamarca. Mattia Lamarca, citato prima, il talento Per il numero 47 la Scuola Calcio Torino, il classe 2003. Adesso cambia anche le fasce mister Boschetto Riccardo. Intanto rimessa laterale biancorossa.
Cozzari di prima, rimpallo, eccolo il primo pallone per la Marca, non riesce a indirizzarlo. Azizi, ora con calma Lasti. Prova a sventagliare sulla sinistra per la Marca. Adesso è fresco, fa passare il pallone, deviato in due tempi da Ndiaye che riesce anche ad allontanarlo. Sempre Gomez, di petto, non riesce a controllare Battistello, poi Becchi allontana ora confusione, svirgola Venneri, gli ruba il pallone. Rancati qua ha messo giù, qua ha rischiato anche il cartellino giallo. Venneri. Questo risultato sarebbe importantissimo per l'Asti che salirebbe a quota 46 punti. Intanto è pronto un altro cambio per la Castanese, esce col numero 2 Manfred. La Castanese sostituisce il numero 2 Manfred per il numero 18. Ed entra al suo posto col numero 18 Alessandro Urso. Adesso le prova tutte le forze fresche mister Michele Ferri per provare a riprendere una gara che vede la Castanese in svantaggio. Primo controllo di Lomolino, della Vedova, largo a cercare Milani, ecco il numero 20 che va via sul fondo. Milani prova a entrare in aria, va il cross deviato e primo spunto di Nicolò Milani. E adesso calcio d'angolo anche per la Castanese. Pallone lungo sul secondo palo a cercare Rancati che gira di testa. Qua bravo il numero 9, però non riesce a indirizzare bene, quindi recupera con calma Brussolin. E può far ripartire i suoi con calma Lasti quando siamo al 25esimo. La Marca lotta con Grieco e pallone che finisce da Zizi. Sumaro sulla sinistra, Sumaro corto per la Marca, si prova a girare in mezzo a due uomini, gli scippa il pallone bene il capitano Sorrentino, poi prova a cercare Milani e pallone ancora biancorosso. Qua rinvio regalato da Brustolin che regala il pallone alla Castanese, che riparte dal basso. Sorrentino lungo a cercare Milani, non c'è fallo, anzi sì, fischia dopo il direttore di gara. Qua la spinta di Milani su Nobile. E quindi calcio di punizione per l'Asti. Quando è pronto anche l'ultimo cambio esce col numero 7 Ndiaye. Buona la sua gara ed entra al suo posto La Castanese col numero 17 Ndiaye per il numero 17 Alessandro Costa. Adesso cambi completati. Per la Castanese e punizione però per l'Asti che può ripartire da dietro da Venneri. Lungo a cercare Gomez, la seconda palla arriva Battistello che riesce a recuperare. Milani si è spostato adesso sulla destra con Urso delegato a sinistra, il numero 18 Grieco.
Viene incontro anche Costa. Qui c'è il fallo, però di Sumaro troppo duro il suo intervento. Quindi punizione già battuta. Sorrentino tra le linee trova una buona traccia per Lomolino che ha spazio. Allarga da Urso, può puntare il 18. Urso rientra sul destro, poi poco spazio, torna da Sorrentino. Cross in area di rigore messo fuori. Cozzari recupera lui, alza il pallone e colpisce la mano di Della Vedova e guadagna. Un altro calcio di punizione importante. Quando siamo a un quarto d'ora dalla fine più recupero. Ed è in vantaggio l'Asti per 2-1. Qui a Castano con il gol nel secondo tempo, ancora di Gomez di testa, che per ora decide la gara. Prova a ripartire da dietro, sempre da Oliveto. Urso allontana Venneri. Il pallone che nella confusione arriva a Lomolino. Battistello, Sorrentino chiama il pallone Rancati, in vantaggio Venneri che chiude. Adesso squadre stanche. Becchi recupera. Centrale il pallone per Urso, anticipato da Zizi benissimo, che poi gli strappa. Anche il calcio di punizione e anche gli applausi del suo mister. Pronto Lega al calcio di punizione. Sumaro salta la marca, prova a lottare, pallone che finisce a Battistrello, lotta, tiene il tackle e poi riesce anche a servire un'ottima palla centrale per Milani. Pallone allargato per Urso, può attaccare il numero 18, entra in area di rigore, poi va sul secondo palo. Questa era una buona occasione per la Castanese, qua sbaglia però. L'ultimo passaggio, il numero 18, e quindi con calma l'Asti non ha fretta di ripartire dal suo numero 1 Brustolin. Salta sempre su Maro con Grieco. Rimpallo, pallone nero-verde. A cercare Milani anticipato. Poi sulla seconda palla Costa prova a lottare. Confusione, Lomolino. Urso. Qua manca il passaggio per Della Vedova, che adesso controlla, chiama il movimento Rancati. Pallone per lui. Rimpallo e pallone che finisce a Costa. A spazio 17, può anche caricare il tiro, allarga a cercare Milani, qua malinteso del numero 17. Ma altra buona chance per la Castanese, che adesso ci prova, vuole a tutti i costi il gol del pareggio. Milani in mezzo a due, messo giù, calcio di punizione per la Castanese. Pronto anche un altro cambio per l'Asti. Esce con il numero 6 Sumaro, ottima prestazione la sua, ed entra con il numero 67 Alessio Pinto. Numero 67 Pinto. Uno degli ultimi cambi anche per l'Asti, per cercare di congelare il 2-1, di tenere lontana la Castanese dalla sua area di rigore. Lomolino, Urso a testa bassa la Castanese, ancora Urso sul fondo, va il cross deviato
allontanato subito da Pinto, in calcio d'angolo però per la Castanese. Adesso è pronto Urso dalla bandierina. Quasi tutti dentro, lascia 2 uomini solo a protezione dell'area di rigore la Castanese. Ecco il cross in area di rigore, la girata di testa e la mette dentro il numero 9 Rancati, che trova un gol importantissimo a 10 minuti dalla fine della gara. Stava premendo a testa bassa la Castanese e riesce da corner ancora dalla bandierina a pareggiare la gara 2-2. Secondo gol per Francesco Rancati, ragazzo che è cresciuto nel settore giovanile del Genova. L'anno scorso l'ex Casale ha pareggiato la gara e adesso ha infuocato il Comunale Sacchi. Quando siamo a 10 minuti dalla fine di questa partita 2-2 è ancora tutto in bilico. Milani protegge la rimessa laterale. Pallone lungo a cercare ancora Rancati, allontanato. Prova Toma in mezzo al campo. La marca non vuole rischiare, preferisce ripartire da Brustolin. Adesso vediamo se l'Asti reagirà dopo il colpo subito del pareggio. Allontana Grieco. Toma in mezzo al campo. La marca. Qua alza un pallone. Costa. Urso. Prova a mandare il compagno ma chiuso da Nobile in 2 tempi. Della Vedova. Lomolino con calma il 14. Riparte e allarga per Becchi. Milani affossato da Vergnano, rimessa laterale Castanese, che adesso vuole provare anche a ribaltare, fare una rimonta completa. In questo secondo tempo. Ponto Grieco prova a allontanare il pallone. Della Vedova a spazio il numero 3. Urso prova a girarsi il 18. Lomolino, scambi stretti alla Castanese. Lomolino corto, 1-2 ancora Costa, ce l'ha sul sinistro, lo prova, fa pallone sul fondo, però buona trama offensiva ancora della Castanese. Adesso è pronto Brustolin ad andare a rinvio lungo a 8 minuti più recupero dalla fine di questa gara. Grande controllo di Lamarca, che poi non riesce però a trovare il compagno, e c'è fretta in campo per tutte e 2 le squadre che vogliono vincere questa gara. Qua pallone allontanato e non tenuto in campo da Urso. Rimessa laterale per l'Asti, che può ripartire da Nobile. Gomez allarga, è stato tamponato in modo irregolare da Della Vedova. Calcio di punizione per l'Asti, altra però partitona del suo capocannoniere, è decisivo anche oggi con la sua doppietta. Pinto scambia con Venneri, che adesso sventaglia il pallone sulla sinistra e non riesce nel controllo, quindi Greco glielo porta via. Rancati lotta con Legal e arriva Cozzari a ripulire e a far ripartire l'Asti.
Ancora Pinto, scambia con Legal. Qua spinto il numero 5 da Costa. Ma si può giocare, la marca. Prova ad andare via. In mezzo a due uomini, trova una ottima palla per Cozzari, che poi prova il lob a servire il compagno. Poi qui Oliveto scivola, ma fa su il pallone e rimette in moto Sorrentino per la Castanese. Venneri allontana Gomez. Cozzari, attenzione all'asti che si può distendere. Toma. Nobile pronto sempre alla sovrapposizione. La tiene Noba. Perde il pallone, non c'è fallo. Costa scivola anche lui. Adesso squadre stanche in questo finale. Si riparte da Lomolino, è entrato bene il numero 14 in gara. 1-2 con Della Vedova. Qui c'è il fallo di Nobile, che si prende il cartellino giallo. E quindi punizione Castanese. 39esimo, 5 minuti più recupero alla fine, 2-2. Sempre partita in bilico. Sorrentino lungo in area di rigore, allontanato il pallone. Nobile a cercare il solito Gomez, che questa volta manca il controllo, forse uno dei primi errori del numero 11 della gara. Della Vedova lotta. Della Vedova bravo ad andare via 2 volte, poi prova ad andare via, anche a Pinto ci riesce. Della Vedova entra in area di rigore, pallone basso per Costa, recupera in 2 tempi Pinto. Qua brivido però per l'Asti, che qua rischia ancora con Venneri di perdere il pallone, poi è bravo a coprire e a guadagnare il calcio di punizione. Qua azione solitaria del terzino della Castanese. Ha fischiato il calcio di punizione il direttore di gara tra le proteste dei neroverdi. Rinvio lungo di Brustolin. Salta Sorrentino. Ancora Nobile protegge la rimessa laterale. Vuole il pallone la marca. Va a cercare invece Toma Nobile, che aumenta di qualche metro la rimessa laterale. Pallone dentro nell'area di rigore, allontanato. Ancora l'Asti che rimane lì, pronto questa volta ad andare Pinto alla battuta. Si stacca la marca, andrà dentro per l'area di rigore, anche Cozzari dentro l'area. Pallone allontanato in 2 tempi. Battistello allontana. Legal allontana il pallone, qua non rischia. Era anche in inferiorità l'Asti e allontana il numero 5, fa riposizionare i suoi prova a lottare Rancati, che strappa un'altra rimessa laterale ed è pronto un altro cambio per l'Asti. Esce con il numero 8 Toma ed entra al suo posto col numero 77 Tommaso Plado per questo finale di gara. L'Asti sostituisce il numero 8 Toma. Entra al classe 91, alla 4ª stagione qui ad Asti per lui. In questi ultimi 2 minuti più recupero di gioco. Milani non salta, recupera la marca e si appoggia a Cozzari, ingabbiato in mezzo a 3 uomini. Battistello qua non rischia e allontana.
Pallone tra le mani di Brustolin. Rinvio lungo a cercare l'ultimo uomo, che è Gomez, che fa passare il pallone e che quindi finisce tra i piedi di Oliveto, che fa ripartire l'azione. Urso in vantaggio, Lomolino, è buona la giocata, prova il 14 a dare una grande palla sulla destra per Milani, entra nel di rigore, Milani calcia, decisivo Brustolin. Rancati poi da lontano prova a rimetterla dentro, qua grande occasione però al 44esimo per la Castanese. Poi qua sul rinvio lungo Oliveto deve mettere rimessa laterale, ma qui ha avuto la chance per passare in vantaggio con il destro di Milani. Attento Brustolin, siamo già dall'altra parte. Azizi, la marca, ancora Cozzari, ottimo il pallone sulla destra, Nobile viene incontro a ricevere Plado, che crossa, colpisce Sorrentino e quindi quando entriamo nel 45esimo arriva anche il corner per l'Asti. Attenzione ancora dalla bandierina la squadra ospite, che è molto pericolosa, ed è pronto ancora Cozzari sul pallone. Tutti dentro, Cozzari basso sul primo palo, rimane il pallone allontanato in due tempi. Decisivo alla fine Costa, che allontana con il brivido. Tra poco la segnalazione del recupero di questa gara. Andrà Pinto alla rimessa lunga in area di rigore. Pallone dentro, allontanato, poi il controllo qua di Gomez, qua ingenuo, il numero 11 con la mano. Intanto segnalati ora i 4 minuti di recupero, quindi ultimi 4 minuti qui tra Castanese e Asti. Intanto è pronto Oliveto, intanto è scattata un'altra munizione. Rinvio lungo di Oliveto quando siamo nel primo minuto di recupero. Qua messo giù Rancati e si prende anche la munizione Legal, che qua ha sgomitato sul numero 9. Qua ha deciso il direttore di gara, che ha visto bene. E quindi calcio di punizione adesso, tutti dentro per la Castanese, la vogliono vincere le due squadre. Adesso punizione affidata al numero 18. Pronto Urso, vuole la linea alta, Brustolin che richiama i suoi all'attenzione. Può andare Urso per l'arbitro. Eccolo il cross allontanato da Legal. Adesso deve stare attenta la Castanese, perché l'Asti può ripartire. Ancora Urso dietro da Grieco, Della Vedova col petto. Rancati, Costa sulla destra, si riempie l'area di rigore. Costa entra dentro il campo, poi col mancino va sul secondo palo, la girata di Becchi. Qua Brustolin, facile impresa ma ha rischiato. Adesso attenzione perché è scoperta la Castanese, ma Pinto manca il controllo. Ancora Costa, lotta Sorrentino, Urso. Adesso sembra averne di più la Castanese. Qui Urso però tira un calcio a Zizi e quindi calcio di punizione per l'Asti quando siamo a 120 secondi dalla fine della gara. Cozzari dentro a cercare Gomez, pallone lungo, ha commesso fallo però il numero 11 su Becchi. E quindi calcio di punizione per la Castanese, che sta per portare a casa un punto comunque importante, con una buona prestazione degli uomini di casa contro un avversario molto difficile e molto ostico. Ma intanto c'è ancora da giocare. Legal qua rischia di perdere il pallone e lo perde. Rancati anche sbilanciato, riesce ad andare via comunque, poi prova anche a calciare deviato e guadagna ancora il calcio d'angolo. Qua enorme partita
del numero 9. E adesso forse l'ultima chance di questa gara. Ce l'ha la Castanese da corner. 48esimo. Pronto Urso alla battuta. Parte il cross a cercare la spizzata sul secondo palo, ma c'è ancora però la deviazione di Cozzari e altro corner, anzi no, perché è in fuorigioco secondo il direttore di gara, e quindi è stato fischiato il fuorigioco di Battistello sul secondo palo, e quindi Brustolin può andare a rinvio quando è scaduto adesso anche il quarto minuto di recupero, forse l'ultimissima palla giocabile. Ce l'ha Lasti con Pinto, eccolo il rinvio lungo a cercare la marca. Grieco in vantaggio, ha commesso anche fallo, ha fretta di battere Battistello a secondi dalla fine della gara. Pronto Oliveto al rinvio, ma fischia l'arbitro. Finisce qui 2-2 tra Castanese e Asti, una partita chiusa nel primo tempo ma poi si è aperta con le grandi giocate dei 22 in campo nel secondo tempo. Finisce però 2-2, un punto a testa tra Castanese e Asti. Noi con le emozioni chiudiamo qui, vi auguriamo una buona domenica. Un saluto da Andrea